Prego con la prima domanda, Bele Pelvio. Allora, carissimo, se tu fossi appeso con un mignolo a un dirupo, chi vorresti che venisse a salvarti? A. Un uomo forzuto ma con le mani impregnate di olio di griglia. B. Un pescatore che può tirarti su solo conficcandoti un amo nel collo. C. Tua madre col tuo vecchio cordone ombelicale. Assessore, lei è veramente di dubbio gusto. Dio, Prego. penso che alla fine... non so. Penso che alla fine la C sia la risposta giusta. E Ovviamente. allora va bene, facciamo elaborare. Molto bene, la risposta è stata data. Abbiamo la seconda domanda, Mr. Bene. Popoto. A chi la vogliamo rivolgere? A questo signore qua, che È non stato- vedeva l'ora di essere intervistato. Lui stava da 3 ore. Posso abbracciarla? Siamo con Romolo. Romolo. Prego Ecco. con la domanda Obama. Allora, attenzione signor Romolo. Se durante le tue ore di bricolage tu costruissi inavvertitamente una bomba atomica, come ti disferesti del maltolto? A. Bidone Caritas. B. Conficcata sulla strada Trampezzo e Villa Santina come segnalatore per l'altezza della neve. Ma cos'è? C. Primo premio Tombolissima Anziani di Nimis. Assolutamente C. Ovviamente. Primo premio tombolissimo. Signori. Vabbè, senti come suona bene anche, giustamente. Inseriamo nel computer, abbiamo la terza ed ultima domanda. Una ragazza. Oh. E siamo con... Arianna. Bene, finalmente una ragazza. Prego con la terza e ultima domanda. Allora, sei pronta? Signorina, se tu fossi stata Gesù bambino, quali doni avresti voluto ricevere dai magi? A. La testa mozzata di Erode. B. Collanina battesimale con crocefisso. C. Un quintale di miele del sosia di Pavarotti Gigi Nardini. Vabbè, la C è facilissima. Ebbene, ha scelto il miele di Nardini.